Avevano aggredito con calci e pugni il titolare del Money Transfer a Santa Maria del Rovere. Identificati e denunciati i responsabili sono due 17enni stranieri già noti. Il sindaco Mario Conte, ora linea dura. Blitz dei carabinieri a Montebelluna, arrestato un pusher di soli 18 anni, era il classico ragazzo insospettabile, riforniva di droga a molti coetanei e sospettato anche di furti. Assalto al supermercato di Quinto, dopo la grande paura i carabinieri hanno trovato la Dacia Duster nera utilizzata dai due rapinatori. Da mercoledì pomeriggio, causa incendio doloso, lo storico consultorio di via Montello a Treviso è chiuso, servizio sospeso. Benazzi, fare chiarezza. Attesa per la Via Crucis del Venerdì Santo officiata dal Vescovo. Una delle stazioni sarà in via Castelmenardo, teatro dell'aggressione mortale a Francesco Favaretto. Maltempo nel Vicentino, 2 morti, la solidarietà ai sindaci colpiti arriva da Mario Conte come presidente ANCI. Per Zaia priorità ai bacini di laminazione sul Piave. Apre con 24 ore di anticipo il tratto della strada regionale Feltrina, chiuso una settimana fa a causa di un incidente, messo in sicurezza il ponte sulla Covolese. Autovelox in Treviso Mare al confine tra Roncade e Meolo spento. La mancanza di chiarezza normativa ha spinto il comune veneziano a prendere la sofferta decisione. Maxi, investimento ATS per l'ampliamento del polo logistico di Montebelluna, proseguono intanto spediti i cantieri per le fognature nel centro di Treviso. A Palazzo Fulcis a Belluno, via ufficiale alla mostra evento Andy Warhol Love Pop, monografica divulgativa dedicata alla re della pop art, mostra evento nel cuore delle Dolomiti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Soltanto poche sere fa vi davamo conto di un'aggressione violenta ai danni di un titolare di un negozio in Santa Maria del Rovere. Ebbene, i colpevoli, gli autori di questa violenta aggressione sono stati identificati e denunciati dalla squadra mobile. Si tratta di due 17enni di origine straniera. Per loro chiaramente guai in vista. Dopo 9 giorni dalla violenta aggressione al titolare del Money Transfer di via 55° Reggimento Fanteria a Santa Maria del Rovere, gli uomini della squadra mobile hanno dato un nome ed un volto ai responsabili. Si tratta di due 17enni stranieri residenti a Treviso e Villorba. I giovani dovranno rispondere di lesioni personali in concorso. La polizia ha anche identificato un terzo minorenne che avrebbe solo assistito al pestaggio e per questo motivo non sarà denunciato. Un episodio gravissimo che era stato ripreso da una telecamera interna al negozio. Immagini brutali, in un attimo l'inferno, calci e pugni sia al titolare del negozio che ad un cliente. Tutto è scoppiato perché i giovani erano stati redarguiti, un rimprovero che ha scatenato la furia dei due ragazzini. Siamo sempre al lavoro con le forze dell'ordine per prevenire questi episodi, ha commentato il sindaco Mario Conte appena saputa la notizia. È anche bello vedere che ci sono delle risposte da parte delle istituzioni tempestive e quindi ringrazio le forze dell'ordine, nello specifico la Questura di Treviso, perché anche in questo caso, con il supporto anche dell'amministrazione comunale, sono riusciti a individuare i responsabili, a denunciarli. Adesso manca l'ultimo elemento, certezza della pena. I responsabili di questa aggressione devono pagare la loro pena, perché diversamente tutto il lavoro di indagine e anche di prevenzione rischia di diventare vano. Noi continueremo a lavorare sulla prevenzione e sul presidio del territorio, ha poi terminato il sindaco Conte. Rimangono impresse ancora una volta quelle immagini terribili di un pestaggio tanto violento quanto ingiustificato e le parole della moglie del titolare Nahar: hanno picchiato mio marito per 30 minuti, aveva la testa rotta. La ferma condanna del sindaco Conte e dell'intera comunità trevigiana che dice basta a questa violenza. Blitz dei carabinieri invece a Montebelluna, è stato arrestato un pusher di soli 18 anni, il classico ragazzo insospettabile. In casa aveva nascosto marijuana, hashish ed un iPhone rubato. Insospettabile e incensurato, un 18enne è finito nei guai. Dovrà rispondere dell'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico illecito di droga. In questo caso hanno identificato un giovane acquirente che aveva appena acquistato una piccola dose di hashish. Attraverso di lui si è arrivati al cosiddetto pusher, che è questo 18enne
diciottenne e nel corso della perquisizione in casa sono stati trovati numerosi grammi di hashish, di marijuana e alcuni soldi che ci fanno comprendere insomma che potrebbe essere un'attività di smercio già avviata. Gli acquirenti che contattavano il diciottenne sono coetanei, un piccolo pusher locale a cui si rivolgevano per lo più giovanissimi. Il blitz dei carabinieri è scattato nel pomeriggio. Gli uomini dell'Arma di Montebelluna si sono presentati nell'abitazione del ragazzo. Nascosti in casa sono stati trovati circa 140 grammi di hashish, 520 grammi di marijuana suddivisi in più contenitori e 150 euro in contanti. Lo stupefacente è stato sequestrato e il diciottenne posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista nei prossimi giorni. Inoltre è stato denunciato per ricettazione. Tra gli oggetti rinvenuti a casa, i militari hanno sequestrato anche un iPhone rubato lo scorso 15 giugno 2024. I carabinieri di Montebelluna sono ora al lavoro per accertare eventuali collegamenti tra il diciottenne ed altri episodi di furto e spaccio nella zona. Carabinieri che sono impegnati anche su un altro fronte, quello della rapina che ieri ha sconvolto Quinto di Treviso. La rapina ai danni del supermercato Ins è stata individuata, è stata ritrovata l'auto, una Dacia nera Duster utilizzata per il colpo. Le telecamere di mezza marca sono al setaccio. È stata trovata abbandonata dai rapinatori in zona aeroporto a Treviso, parcheggiata poco distante. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato la Dacia Duster nera risultata rubata e utilizzata per il colpo. I malviventi probabilmente avevano lasciato lì una macchina pulita con la quale si sono allontanati velocemente. Intanto gli investigatori hanno ricostruito la rapina, un colpo fulmineo. I rapinatori, passamontagna in testa e armati di coltello, hanno fatto irruzione nel supermercato. Poche parole, l'arma in mano puntata verso la cassiera e la responsabile, poi sono usciti e fuggiti imboccando la tangenziale direzione Treviso. Hanno preso la prima uscita, quella dell'aeroporto. Al momento del colpo fortunatamente nessun cliente era all'interno del negozio, nonostante fossero passate da poco le 2 del pomeriggio. Un'ora inusuale, ci spiega il comandante del reparto operativo dei carabinieri, il tenente colonnello Stefano Mazzanti, anche perché solitamente i malviventi attendono la sera quando ci sono più soldi in cassa. Ma il posto scelto era strategico, vicino alla tangenziale, con via di fuga veloce. Cittadini preoccupati per questi atti in pieno giorno. Non è semplice adesso vivere perché c'è la paura, adesso comunque sappiamo che anche sì, succede spesso, però per ora non è successo mai a casa mia, però anche dai vicini. Non tanto per me, ma penso alle famiglie con i bambini perché succedendo oltretutto in pieno giorno, insomma, può succedere davanti agli occhi di chiunque, voglio dire. Senza scrupoli, fra l'altro, armati con il coltello. Probabilmente dobbiamo farcene una ragione, questo purtroppo sta diventando il leitmotiv di questo tipo di società, insomma. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare il prima possibile 2 malviventi, forse stranieri. Sotto shock la dipendente e la responsabile del supermercato hanno continuato a lavorare nonostante i momenti di paura vissuti. Questo fatto preoccupa non poco, ci spiega il sindaco di Quinto, per le modalità e per l'ora, in pieno giorno. Cosa ho pensato? Mi sono preoccupato, nel senso che sì, vabbè, d'accordo, le rapine di notte, che anche lì con la gente in casa, anche lì è un bel salto di qualità, ma in pieno giorno rapinare anche con armati di coltello, portare via 500 euro, cioè veramente siamo in preda a gente che ha pochi scrupoli. Potenziati i controlli in tutto il territorio di Quinto. Dovremmo sicuramente prendere dei contatti con le forze dell'ordine, capire un attimo come organizzarci. Da parte nostra adesso stiamo arrivando ad avere il 4° vigile, quindi riusciamo ad avere dei turni anche di sorveglianza maggiori del territorio, dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Penso che fra un mese o 2 saranno attivi, quindi per l'estate questi saranno attivi. Sempre per la cronaca, fiamme dolose al consultorio dell'ULSS in via Montello, il servizio quindi è sospeso. Le parole del direttore generale Benazzi. Direttore, ma che cosa è successo? È successo un incendio appunto nel consultorio dove c'è il servizio di neuropsichiatria infantile in via Montello.
e da quello che sembra è un incendio doloso. Devo ringraziare i vigili del fuoco, sono stati bravissimi e celeri, e qualcuno ha tentato di appiccare il fuoco a una tenda che comunque, essendo ignifuga, non prende fuoco, e poi si è riposizionato su un'altra stanza e ha dato fuoco alle carte, e quelle ovviamente hanno preso fuoco. Il cartello emblematico fuori dallo storico consultorio pubblico di via Montello a Treviso testimonia quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Qualcuno ha volutamente appiccato le fiamme nella stanzetta della fotocopiatrice, provocando l'evacuazione immediata di tutto lo stabile. Segnale forse dell'insofferenza nell'utilizzo di questa sede di proprietà comunale decisamente datata, ma pur sempre quotidianamente gestita da una trentina di operatori e frequentata da un considerevole numero di donne incinte e bambini, che ora e per almeno qualche settimana dovranno appoggiarsi ai distretti della cintura urbana di Treviso, giusto il tempo di recuperare nuovamente, anche seppur temporaneamente, gli uffici di via Montello. I nostri operatori di servizio, fatta la bonifica di circa fra 10 giorni, rientreranno per 3 settimane. Poi andremo nella nuova sede all'interno dell'ospedale di Treviso, una sede rinnovata, bella, ridente, e soprattutto avremo una bella sorpresa per le donne in gravidanza. Poi lo stabile tornerà in possesso del comune di Treviso, che ne deciderà la nuova destinazione d'uso, e c'è già chi chiede venga convertito in case per emergenza abitativa o, in accordo con l'ISRA, in appartamenti per anziani in co-housing, sulla stessa linea del vicino Tito Garzoni di via Manzoni. Riaperta con un giorno d'anticipo la strada regionale Feltrina tra Pederobba e Cornuda. Ve ne abbiamo parlato tanto in questa ultima settimana dopo l'incidente di venerdì scorso, e così Pederobba e Cornuda, soprattutto Onigo, tornano a respirare. Feltrina riaperta con un giorno d'anticipo, e vista la concomitanza con gli spostamenti per la Pasqua, la notizia arriva come una boccata d'ossigeno per la viabilità della Marca trevigiana. Alle 13.30 all'altezza di Cornuda la regionale 348 è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, ha fatto sapere Veneto Strade. I lavori di messa in sicurezza del sovrappasso, danneggiato una settimana fa dal passaggio di un mezzo pesante, sono stati conclusi celermente grazie allo sforzo di progettisti, tecnici e operai. Intervento fatto molto in celerità, mi hanno accennato che non si poteva fare altrimenti visto la diagnosi fatta all'infrastruttura, però sono intervenuti e nel giro di una settimana si ripristina la viabilità, e quindi applauso a Veneto Strade. La strada è di nuovo fruibile con un limite di portata di 44 tonnellate, mentre sulla provinciale 84, che corre sotto il sovrappasso danneggiato, rimane in vigore il senso unico alternato fino al completamento dell'intervento definitivo. Malgrado la riapertura, da Veneto Strade spiegano inoltre che la situazione verrà comunque costantemente monitorata. Nel frattempo si sta già lavorando al progetto di ripristino completo del sovrappasso, che sarà steso nelle prossime settimane, quindi si procederà all'appalto dei lavori. Dalla strada regionale Feltrina alla Treviso Mare, dove all'altezza di Meolo, poco distante dal confine con Roncade, il sindaco ha deciso di spegnere l'autovelox. Dal momento in cui si cominciano a perdere i ricorsi in continuazione, ci si espone anche a un potenziale danno erariale nei confronti dell'ente. Per questo motivo abbiamo deciso di spegnere l'apparecchiatura fintanto che, spero e auspico veramente nel breve tempo, arrivino chiarimenti. Autovelox in Treviso Mare, al confine tra Meolo e Roncade, spento temporaneamente dal comune veneziano. La mancanza di chiarezza a livello normativo tra apparecchi omologati e apparecchi autorizzati, accusa il sindaco Pavan, sta mettendo le amministrazioni in seria difficoltà. Inanellare sconfitte davanti al giudice di pace crea per l'ente un rischio, così che anche l'occhio elettronico, che tante sanzioni ha comminato in questi anni sulla via del mare, per ora viene chiuso. I ricorsi che venivano presentati dagli automobilisti, presentati al giudice di pace, venivano sempre respinti. Ora invece nell'ultimo periodo questo non accade più, ma bensì è ribaltata la situazione perché vengono invece accolti. Ne abbiamo già persi 10, che sono gli ultimi ricevuti. Sindaco che ribadisce la decisione, messa nero su bianco con ordinanza della polizia locale, è stata presa a malincuore. Ci vediamo costretti a riportare sulla strada un serio rischio
perché ricordo che per il nostro caso specifico lì, proprio in quel punto di Treviso Mare, sono morte diverse persone, ci sono stati tanti sinistri. Da qui la dura critica al governo. È evidente che l'unica risoluzione del problema è nelle mani di chi deve legiferare e deve far chiarezza su questa tematica. L'inerzia nel sistemare questo problema, perché ricordo che ormai è già passato un anno dalla prima sentenza della Cassazione, diventa un problema serio per gli amministratori locali. Non possiamo non occuparci della tragedia che ha sconvolto Valdagno, la morte di padre e figlio e del maltempo che si è abbattuto in tutta la valle. Il corpo di Leone Nardon, trascinato fino al bacino di Trissino, è qui che lo hanno ritrovato i vigili del fuoco intorno alle 8. 2 ore dopo anche il figlio Francesco viene recuperato dalle acque impetuose e fangose del torrente Agno e a qualche centinaio di metri a monte. Padre e figlio, 64 e 21 anni, sono stati trascinati per 15 chilometri a valle dalla furia dell'acqua. Una famiglia distrutta, inghiottita dalla voragine che si è aperta sul ponte dei Nori a Valdagno. Pare fossero arrivati sul posto per dare una mano alla protezione civile impegnata nella gestione del maltempo, ma all'improvviso il ponte ha ceduto. Un boato pazzesco che ha risucchiato l'auto dove si trovavano padre e figlio. Abitavano a pochi metri da dove sono morti Leone e Francesco, la moglie e le altre 2 figlie chiuse nel dolore. Poche vie più in là la Sitec, ditta che il 64enne ingegnere aveva fondato 30 anni fa. Il figlio Francesco studiava per seguire le orme del padre, come racconta il responsabile tecnico dell'azienda. Li conosco da sempre, l'ingegnere Nardon, l'ho conosciuto quando sono venuto a lavorare qui, mentre il figlio passava da quando era piccolo e poi è cresciuto qui, insomma, in questa azienda, veniva a fare gli stage. Adesso so che studiava all'università. Era una grande persona e lascia un grande vuoto per tutti. Ecco, una persona di grande umanità e anche di grande esperienza, di cultura tecnica, insomma, ecco, ci mancherà molto. Padre e figlio tornavano da Verona, il passaggio sul ponte dei Nori per arrivare a casa per cercare di dare una mano. L'azienda di Nardon aveva messo a punto un dispositivo per la misurazione di livelli delle acque e movimenti delle frane. Avevamo un progetto, anzi più di un progetto, di sistemi che misuravano i livelli dei fiumi e anche delle frane. Pensiamo che magari fosse interessato a vedere questa cosa ieri sera. Possiamo immaginare che magari stesse andando a trovare sua madre che abita a valle, però non sappiamo di preciso dove stesse andando. Il ponte dei Nori, luogo della tragedia, è stato posto sotto sequestro. La procura di Vicenza ha aperto un'indagine. Si profila l'ipotesi di reato per disastro colposo, al momento a carico di ignoti. È il ponte parallelo e più vecchio a quello principale che attraversa Valdagno. Un anno fa era stato oggetto di verifiche. L'ultima volta è stato controllato circa un anno fa e aveva dato dal punto di vista sismico un rischio medio. Adesso abbiamo parlato anche col perito che ci ha visionato i ponti stamattina con l'ingegnere e per capire la dinamica di come sia successo. Diciamo che la spiegazione che dà l'ingegnere è sull'eccezionale livello di acqua e il ritorno di acqua che ha smosso le strutture. Voi che allerta avevate per ieri? Noi avevamo un'allerta gialla. Il sindaco di Valdagno ha annunciato che quando verranno fissati i funerali di Leone e Francesco Nardon sarà proclamato il lutto cittadino. Conoscevo Leone Nardon, un ottimo imprenditore, veramente una perdita enorme per la nostra comunità, perché pur essendo una persona molto riservata, era una persona attenta alla comunità, supportava diverse iniziative e ha anche supportato la nostra protezione civile con la messa a disposizione di dispositivi per la misurazione di livelli delle acque, di livelli del vento e anche la misurazione dei movimenti delle frane. Quindi è una perdita veramente incolmabile per la nostra comunità. Oggi a Marghera il punto proprio sul maltempo del presidente Zaia, che si è detto preoccupato soprattutto per il Piave, tornando a parlare di bacini di laminazione. Solidarietà piena ai sindaci della Valle dell'Agno da parte del sindaco di Treviso Mario Conte in qualità di presidente dell'ANCI.
questo è il momento innanzitutto del dolore, della vicinanza nei confronti dei familiari delle vittime e anche di coloro che amministrano i comuni, che stanno vivendo davvero momenti di grande dolore e di preoccupazione. Dopodiché dobbiamo tutti lavorare in un'unica direzione, che è quella di rendere il nostro territorio sempre più sicuro e sempre più pronto ad affrontare anche delle situazioni meteorologiche che prima erano considerati eventi straordinari, adesso stanno cominciando a diventare ordinari. Evidentemente gli effetti del cambiamento climatico si manifestano attraverso episodi straordinari come quelli di questi giorni. Dico che il Veneto ha saputo dimostrare in questi anni grande attenzione e grande sensibilità attraverso gli investimenti che il Presidente Zaia ha fatto con la realizzazione dei vasi di laminazione nella nostra regione, però talvolta succedono degli eventi atmosferici straordinari come quelli che purtroppo hanno caratterizzato queste 2 giornate, che poi portano a delle situazioni davvero drammatiche. Consideri che l'asta del Piave, se dovesse andare a piene importanti come la piena storica del 66, si va almeno a 5 milioni di metri cubi al secondo di portata. Vuol dire una colonna d'acqua di 5 km ogni secondo con una base di 1 metro quadrato, è una roba folle. Quindi bisogna assolutamente provvedere a realizzare opere per mettere in sicurezza questo bacino idrografico, che è quello che in questo momento personalmente mi preoccupa di più. E dopo giorni, ore segnati dal maltempo, vediamo che meteo ci attende per il weekend di Pasqua con il nostro generale Iannicelli. Si attenua il flusso di aria umida che ha provocato piogge abbondanti un po' su tutta la nostra regione. Gli effetti principali, però purtroppo con molti danni, si sono verificati nella parte più occidentale della regione, in modo particolare su Vicenza. Comunque le piogge sono state abbondanti anche su Treviso. In 2 o 3 giorni è caduta più della pioggia che normalmente cade in tutto il mese. Diciamo ora c'è una pausa, ben accetta naturalmente visto il periodo pasquale, e infatti prevediamo per domani, sabato, un cielo sì a tratti anche molto nuvoloso, ma non ci dovrebbero essere effetti, fenomeni almeno diffusi. Ulteriore miglioramento per la giornata di Pasqua e di Pasquetta, quindi con una nuvolosità sì regolare, qualche nube ci sarà sul cielo, ma ci saranno anche spazi di sereno. Il flusso comunque di aria umida continua, si riaccende, vedete sulla carta del tempo un sistema perturbato previsto per il pomeriggio di Pasqua, e questo sistema perturbato però si farà sentire ancora una volta sulle zone più occidentali sempre della nostra regione. Poi pian pianino naturalmente, ripeto, da martedì gli effetti saranno evidenti anche su di noi. I venti sono deboli con qualche rinforzo in direzione variabile, le temperature sono in linea con le minime intorno a 13-14 gradi, le massime intorno a 20 gradi. La prossima settimana cresceranno ancora. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. Non mi resta che concludere augurando buona Pasqua a tutti voi. E ritorniamo a Treviso, dove c'è attesa per la Via Crucis di questa sera. Una delle stazioni di questa Via Crucis sarà in Via Castelmenardo, teatro, come ricorderete, dell'aggressione mortale a Francesco Favaretto nel dicembre scorso. Con Via Castelmenardo ci colleghiamo con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, come hai detto giustamente tu, era il 12 dicembre del 2024 quando Francesco Favaretto veniva accoltellato da un 19enne e moriva qui a 22 anni. E qui si incrocia 4 mesi dopo il passaggio della Via Crucis, una Via Crucis voluta dalla diocesi ma pensata dai giovani, e noi siamo qui a vedere la preparazione di una delle stazioni di questa Via Crucis che comincerà, ricordiamolo, alle 21 con partenza dal Duomo per poi scendere con l'incrocio di Via Fragiocondo dove ci sarà la prima stazione. A seguire ci sarà un'altra stazione davanti alla chiesetta del Beato Enrico in Via Canova e poi si passerà davanti a Sant'Agnese, a seguire proprio qui Via Castelmenardo e poi al Battistero per l'ultimo passaggio prima del rientro in Duomo. Quindi un momento di riflessione come ogni anno la sera del Venerdì Santo, però un momento di davvero particolare. Sono con Don Paolo Slombo che è della Pastorale Giovanile. Don Paolo, questa Via Crucis questa sera vede una forte presenza dei giovani. Sì.
Abbiamo pensato che potesse essere interessante, opportuno, bello far mostrare anche un volto di giovane che riflette sui temi importanti di attualità, e quindi abbiamo cercato di presentare, pur nella cornice di una Via Crucis tradizionale, anche la parte attuale di una rivisitazione dei misteri di Cristo, cioè cosa significa oggi Via Crucis per questi giovani e per questo mondo che stiamo abitando. Ecco, poi questi giovani interpreteranno a loro modo i vari passaggi, e qui in particolare Pilato che si lava le mani, un po' come la società che si è lavata le mani e che si lava le mani degli ultimi, di quelli più in difficoltà. Sì, in un certo senso Pilato è ognuno di noi. Spesso e volentieri non cogliamo la responsabilità di fronte a ciò che vediamo, a ciò che ascoltiamo. A volte è comodo girarsi e lasciare che la vita scorra per come deve scorrere. Ecco, prendersi l'impegno, il carico di dire quello che vedo mi appartiene, in qualche modo posso rispondere, è un salto di qualità che credo possiamo fare, a partire dai giovani, perché no? Ancora più bello. Lei li ha un po' preparati, come li ha sentiti? Perché non è facile trovare giovani che seguano un po' forse controcorrente rispetto al momento attuale questi insegnamenti e li vivono così intensamente da mostrarli agli altri. Quello da cui siamo partiti è proprio il fatto che leggendo il Vangelo potessero essere loro a dire cosa emergeva da questo Vangelo. Ecco, per cui se Gesù cade, se Gesù viene condannato, oggi chi è colui che cade nella società? Chi è colui che è condannato nella società, abbandonato, lasciato solo? Ecco, su questo gioco qui loro ci sono stati e hanno portato le loro riflessioni, il loro contributo. E allora per ultimo sentiamo una delle ragazze che appartengono a questo momento. Il suo nome è Raffaella. Raffaella, avete una bella responsabilità, questa Via Crucis vi è stata affidata, il Vescovo sarà con voi questa sera, come vi sentite? C'è un po' di pressione, c'è un po' di tensione, grande responsabilità, è da molto che ci prepariamo e speriamo di lasciare un messaggio, diciamo. Non vi sentite un po' controcorrente rispetto al momento attuale, dove tra social e esteriorità è molto più l'apparire che non l'essere? Beh sì, c'è da dire che appunto ormai il mondo funziona così, purtroppo si può dire, però è appunto una grande responsabilità quella di oggi stasera, proprio perché andare controcorrente è una cosa molto importante ad oggi per farsi sia notare che comunque distinguersi dalla... Diciamo che un po' Gesù Cristo è stato rivoluzionario, proprio per questo forse la vostra rivoluzione è essere nelle sue scia. Certo. Grazie a te Cristian. Grazie Lucio, a te Nicoletta Rizzetto. Noi siamo pronti a portarvi a Montebelluna Vazzola, ritorneremo anche sul big match calcistico di ieri, ma tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare subito a Montebelluna, dove oggi ATS ha mostrato il suo nuovo polo logistico, un polo logistico rinnovato. Un ampliamento dedicato alla custodia dei mezzi della società Alto Adige Servizi, ma c'è anche una piccola area ristoro per i dipendenti, uno spogliatoio e un'infermeria. 1.300.000 euro l'investimento di ATS per il completamento dell'opera. Un nuovo tassello a Montebelluna che si aggiunge al polo, punto strategico per la logistica territoriale e regionale, che potenzierà ulteriormente la capacità infrastrutturale e funzionale del polo stesso. Una zona baricentrica, perché da qui, grazie alla Feltrinea e grazie alla Pedemontana Veneta, consente di raggiungere in poco tempo tutto il territorio gestito. Un'opera fondamentale che consente di ampliare quello che era il capannone esistente con un altro stralcio che poi vedrà altri sviluppi in futuro. Il nuovo intervento ha interessato un'area complessiva di circa 7.000 metri quadrati, completamente riqualificata per garantire funzionalità, efficienza e sostenibilità. Proseguono intanto i lavori di ATS a Treviso. Abbiamo inaugurato sostanzialmente la partenza dei lavori di quasi 15 km di rete acquedottistica che andrà a servire 13.000 abitanti equivalenti per un importo di 17 milioni di euro. All'interno di questi c'è il quartiere San Liberale, dove vengono investiti 4 milioni di euro per 6 km di rete, se non ricordo male, e un allacciamento di 2.000 abitanti equivalenti. La città Giardino, dove investiamo 3 milioni e 200.000 euro con un allacciamento per circa 3.750 abitanti equivalenti, anche lì con 6 km
km di rete. Siamo a più di metà dell'avanzamento lavori, la prossima settimana inizieremo con una nuova fase che proseguirà nei tempi previsti, così da creare meno disagio agli utenti, sfruttando appunto quelle che sono le chiusure pasquali e i ponti festivi relativi. La pagina economica, andiamo a Vazzola per il convegno organizzato da Confapi su logistica e trasporti, dal nuovo codice della strada all'altrettanto nuovo contratto collettivo nazionale. Trasporti e logistica, quanto mai un settore in crescita e in espansione pur con delle difficoltà, dalla legalità degli appalti, soprattutto nelle multinazionali, al rinnovo del contratto collettivo nazionale che porta delle migliorie in termini di retribuzione e non solo. I benefici sicuramente saranno sulle buste paga dei dipendenti e non solo quello, perché comunque la filiera della logistica è una filiera importante. Oggi penso che sia il lavoro più attrattivo che ci sia per quanto riguarda non forse il settore viaggiante, però le logistiche servono. Introduce novità per tutto il comparto, ma in realtà per tutta la filiera. Non c'è solo un aspetto di tabelle retributive, ma di una logica profondamente diversa, un patto fra committenti e trasporti e logistica, che deve essere intesa quindi come una chance per tutta la filiera produttiva nel rilanciarsi, tenendo conto dei giusti costi della produzione, ma anche valorizzando quelli che lavorano nella legalità, nel rispetto dei contratti e che vogliono far crescere tutto il settore, tutto il territorio. La partnership per noi è una cosa fondamentale, se non c'è partnership col committente si rischia veramente di fare dei progetti di appalto, di outsourcing che siano poco ecosostenibili. Ecosostenibilità significa conoscere quali sono le regole, giocare tutti nello stesso campionato, quindi utilizzare tutti la legalità come leva. Legalità ma anche sicurezza al centro del convegno organizzato da Confapi. Dentro la discussione bisogna tenere in considerazione che la mancanza di investimenti tecnologici nel nostro paese produce un utilizzo smodato di persone. Quando aumenti la forza lavoro in maniera sproporzionata rispetto alla tecnologia, è ovvio che cerchi di recuperare il costo del lavoro tramite la flessibilità. Esagerare su quel sistema ci ha consegnato un problema grave sulla sicurezza sui posti di lavoro. Ecco, ora per rimettere in fila le cose bisogna cercare per forza di affrontare l'innovazione tecnologica e le condizioni di lavoro, ma tenuta fede alle condizioni del lavoro. E abbiamo sentito un po' le prospettive dei trevigiani in vista della Pasqua. Pasqua sto a casa, Pasquetta vediamo. Starò a casa con la famiglia. Si visita Treviso perché è mai stato e si sta in famiglia con i nonni. Dai nostri genitori a Vicenza, un pranzo tradizionale, lasagna e arrosto. Qualche spoiler c'è stato. Facendo i turisti. Abbiamo cena con amici che vivono qua, quindi non sappiamo neanche dove ci portano, sorpresa. Io lavorando, niente di speciale. Probabilmente andremo dai suoceri. Purtroppo sono le ultime occasioni che sono rimaste con questa vita un po' avara di tempo libero per vedersi con i cari, con gli amici e quindi approfittiamo di questo. Non solo presepe di Natale ma anche presepe pasquale, quello già pronto alla parrocchia di Santa Giustina di Vittorio Veneto, appuntamento che ritorna ogni anno per rinnovare la tradizione. Il presepe aprirà al pubblico domani dalle 9 alle 19 e resterà visitabile al pubblico tutti i giorni per circa un mese, quindi il presepe pasquale alla parrocchia di Santa Giustina a Vittorio Veneto. E noi ritorniamo sul big match di ieri, parliamo di calcio, la sfida tra Treviso e Dolomiti Bellunesi. Ritorniamo quindi allo stadio Zunitauro di Feltre. La Serie C si allontana e il Treviso guarda ora con poco ottimismo alle ultime 2 giornate di campionato. Il risultato sul campo del Dolomiti Bellunesi suona come una sconfitta. L'1-1 di Feltre lascia la situazione immutata. La capolista è salda a più 4 punti. Per stravolgere la situazione negli ultimi 2 turni ci vorrebbe un miracolo. O più pragmaticamente ci vorrebbero 2 vittorie dei biancocelesti e nessuna dei bellunesi. L'occasione era quella della vita. Un successo avrebbe portato i trevigiani a -1 e riaperto la corsa
corsa alla promozione. Il copione della partita già visto. L'11 di Carmine Parlato che va sotto nei primi minuti, questa volta per mano di Marangon che infila in rete all'8. Bellunesi aggressivi, prima della rete centrano anche un palo. Treviso che subisce e dopo l'1-0 è costretto a rincorrere. Beltrame ci mette una pezza prima dell'intervallo. Al 39esimo trova il gol su punizione e al ritorno in campo i biancocelesti sono rinfrancati e più determinati. Ma la pioggia non aiuta, il campo è pesante, il gioco si rallenta. Via via il Dolomiti si chiude per custodire gelosamente il pari che ai bellunesi conviene e che per il Treviso è quasi una condanna. 1-1 quando mancano 2 gare alla fine. Domenica 27 Dolomiti in trasferta contro il Calvino Ale e Treviso a Lignano contro il Brian, entrambe compagini da metà classifica dalle quali ci si può aspettare di tutto. La pagina dal Bellunese. Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, la sicurezza prima di tutto. A Cortina d'Ampezzo il prefetto ha riunito i principali attori istituzionali e delle forze dell'ordine provinciali. Questo il bilancio nel servizio di Tiziana Bolognani. Da un lato le questioni pratiche legate alle richieste dei cittadini che sperano di sapere al più presto se e come riusciranno a muoversi nei giorni olimpici, dall'altro il tema della sicurezza intesa sia come tutela da minacce esterne sia come protezione dei cittadini e dei visitatori in caso di emergenze o criticità. Come la sabbia in una clessidra il tempo scorre inesorabile e oramai pochi mesi dall'arrivo della fiamma olimpica in Veneto dal 20 al 26 gennaio si rincorrono in provincia le riunioni tecniche. A Cortina il prefetto ha convocato istituzioni e rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'azienda sanitaria oltre che della Fondazione Milano Cortina 2026. Parola d'ordine, concretezza per affrontare in modo coordinato le sfide in vista dell'evento olimpico. Si lavorerà in squadra. Finalmente è arrivata la documentazione elaborata dalla Fondazione che consente di fare qualche passo avanti significativo nella pianificazione delle misure di sicurezza. Subito dopo le festività pasquali saranno convocati tavoli ristretti coordinati dalla Prefettura per la gestione dei flussi, della viabilità, delle aree sensibili e della risposta operativa, con un'attenzione che spazia dalla prevenzione dei rischi accidentali alla gestione dell'ordine pubblico, non solo per la zona di Cortina, ma per tutta la provincia di Belluno. Fondamentale, annota il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, trovare un equilibrio che permetta a Cortina di continuare ad essere una meta turistica anche durante l'evento olimpico. E qui potrebbe cascare l'asino, se è vero come risulta che si sta pensando addirittura al contingentamento dei pass pure per i proprietari di seconde case. Si vedrà. Ad ogni buon conto, le misure di sicurezza saranno calibrate per garantire la protezione necessaria, cercando di recare il minore disagio possibile e di non compromettere la vivibilità e l'accessibilità del territorio. Da Cortina a Belluno, dove prende il via oggi la mostra evento dedicata a Andy Warhol. Il ritratto di Regina Schrecker, modella, stilista e musa di Andy Warhol, Liza Minnelli, Marilyn Monroe e le icone assolute della produzione del re della pop art, le Campbell Soup, il Dollar Sign. A Palazzo Fulcis dal 19 aprile al 29 giugno l'esposizione evento per Belluno, grazie a un'operazione di mecenatismo contemporaneo di 22 fra le più note imprese locali, oltre a Confindustria Dolomiti e Centro Consorzi contattate da Studio Swing, che ha raccolto le risorse necessarie. Una mano sul cuore e l'altra al portafogli per dare forma e sostanza a un progetto offerto al Comune di Belluno che ha messo a disposizione gratuitamente le sale del museo. È un racconto che io faccio con le immagini che ho raccolto, con le opere che ho raccolto durante il mio percorso che ho avuto la fortuna di fare con Andy Warhol e soprattutto col suo staff e che voglio portare all'attenzione del pubblico. E così Rosini ha raccontato alla platea di ospiti e autorità presenti alla prima della mostra il suo incontro con Andy Warhol e i successivi 50 anni di studio sul campo. 117 diverse immagini, la metà opere uniche, uno sguardo intimo, una narrazione esperienziale, ha detto
detto l'assessore alla cultura Raffaele Damiano, che ha parlato dell'evento come di una occasione di autentica primavera dello spirito. Soddisfatto il sindaco Oscar De Pellegrin per l'ennesimo lavoro di squadra che ha puntato sulla cultura. E il connubio virtuoso fra privato e pubblico dal 19 aprile darà l'occasione ai visitatori, già sold out alle visite guidate del giorno d'apertura, di immergersi anche nella visione della società dell'artista, il suo approccio alla vita e all'arte. C'è un piccolo percorso, diciamo, iconografico e storiografico di quello che io ho vissuto. Oro ha fatto riscoprire alla gente la bellezza che c'era negli anni 60, 70 e 80 di amare le cose, di amare la vita. Chiudiamo quindi con la pop art che sbarca nel cuore delle Dolomiti. Non ho ulteriori aggiornamenti né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. È tutto anche per questa edizione, grazie davvero per l'attenzione. Subito dopo la sigla vi ricordo c'è il meteo. Buona serata.